Sono tutte cose, supposizioni che leggo dai giornali e quindi rispetto alla stanza dei bottoni direi assolutamente sono delle novità, perché noi di riunioni non abbiamo mai fatte, dopodiché abbiamo un segretario regionale che è il segretario Stefani e uno nazionale che è Salvini e vedremo di capire quali saranno le decisioni. Intanto dobbiamo capire quando si andrà a votare, perché a questo punto dobbiamo innanzitutto concentrarci sulla data del voto e capire quando, e dopo immagino che si decideranno a caduta tutte le altre cose. Ogni strada sembra politicamente aperta, oggi più che mai. Luca Zaia risponde sornione a chi gli chiede se davvero c'è allo studio una lista Lega Zaia con il nome Zaia a sostituire almeno in Veneto la dicitura Salvini Premier. Sarebbe questa una delle mosse sul tavolo in vista delle regionali d'autunno? Qualcuno starebbe lavorando pure al simbolo. La Lega è una sola e dopodiché è ovvio che ci può essere una lista civica, ma quella fa parte di tutte le campagne che abbiamo fatto. Io in particolar modo ho sempre avuto una lista civica d'appoggio. Insomma, nel ribadire un concetto solo all'apparenza scontato, il presidente dà comunque una notizia, quella che una lista civica con il suo nome è quasi inevitabile, eventualità che gli alleati di Fratelli d'Italia vedrebbero come fumo negli occhi perché destinata a convogliare troppi voti dai partiti ufficiali, lucida l'analisi di Dimitri Coin, segretario della Lega Trevigiana. Questo sarebbe il percorso ideale al quale tutti i leghisti in Veneto sono pronti. Vorrebbe dire interrompere un'alleanza in Veneto con il centrodestra, e queste scelte comunque devono essere fatte dalla segreteria regionale e dalla segreteria federale. Sullo sfondo la partita del terzo mandato, con le aperture arrivate anche da esponenti di Fratelli d'Italia, l'ultimo Ignazio La Russa al Salone Nautico. Troveremo una soluzione giuridica, detto il colonnello Meloniano, e seconda carica dello Stato, senza però circostanziare cosa e come. Vedo che di aperture ne abbiamo molte, ringrazio, però è anche vero che ad oggi noi abbiamo questa convocazione delle elezioni. Dopo, se accadrà qualcos'altro non glielo so dire perché non dipende da me. È bene ricordare che il Presidente della Regione in questa fase si dedica a fare in modo che tutte le partite che abbiamo aperte siano partite che portiamo avanti.